Direi che oggi il fattore principale è il fattore età, perché viviamo in una società in cui i figli si cercano in età sempre più avanzata. Questo vale per la donna, oggi si è visto che vale anche per l'uomo. Per la donna in quanto la riserva ovarica è limitata, è finita, cioè il numero di cellule uovo che sono a disposizione per poter essere fecondate, per poter avere una gravidanza, è definito, diciamo così, nel momento in cui noi nasciamo. Si è visto che a partire dai 35 anni la fecondità della donna si riduce, si dimezza progressivamente e questo fenomeno peggiora ulteriormente dopo i 38 anni. Oggi l'Italia risente particolarmente di questo fattore, cioè dell'infertilità legata all'età, perché purtroppo tra tutti i paesi europei l'Italia è quello in cui si cerca un figlio in età più avanzata. Siamo arrivati alla ricerca del primo figlio dopo i 32 anni. L'età ideale per avere una gravidanza chiaramente sarebbe sotto i 35 anni, addirittura la massima fecondità la donna la raggiunge tra i 25 e i 28 anni. Le abitudini voluttuarie intervengono in maniera molto importante sulla fertilità dei nostri pazienti. Si è visto che fattori quali il fumo di sigaretta può ridurre fino ad un 6% la fertilità del soggetto. Quello che è importante sapere è che a differenza di altri danni noti da fumo di sigaretta, il danno sulle ovaie è essenzialmente reversibile. Quindi una volta che la nostra paziente smette di fumare, il danno è reversibile. Un altro fattore importante è sicuramente quello del peso corporeo. Gli eccessi in senso di difetto o eccessivo peso corporeo hanno un impatto anch'essi che raggiunge circa il 6% sulla possibilità di compromettere la propria fertilità. Questo è un fattore estremamente importante, visto che oggi viviamo in un'epoca in cui, se pensiamo all'obesità, è considerata una condizione quasi pandemica. Quello che si è visto è che un calo del peso corporeo, non esiste, diciamo così, un peso ideale. La paziente obesa che cala di un 10% il peso corporeo è una paziente che può ripristinare la sua fertilità naturale e quindi sperare appunto in una gravidanza fisiologica. Sicuramente una dieta sana ed equilibrata, quindi la famosa dieta mediterranea in cui introduciamo un po' tutti i nutrienti è positiva per quanto concerne la fertilità. Anche una buona attività fisica, anche in questo caso non un'attività fisica eccessiva, quindi lo sport agonistico può chiaramente impattare negativamente sulla fertilità, ma un'attività fisica, un movimento costante e quotidiano può migliorare la fertilità dei nostri pazienti. Oggi è estremamente importante sapere che se una donna ha meno di 35 anni e ricerca una gravidanza da circa 12 mesi, per ricerca della gravidanza si intende l'avere dei rapporti a cadenza regolare non protetti, è necessario rivolgersi a degli esperti. Se però la nostra paziente ha più di 35 anni, questo tempo si riduce a 6 mesi. Quindi in una donna che ha più di 35 anni, dopo 6 mesi di ricerca di una gravidanza, è necessario rivolgersi a degli esperti. Gli esperti in questo caso sono i ginecologi che hanno competenze appunto in medicina della riproduzione e che saranno in grado di effettuare tutto quel percorso diagnostico in grado di definire perché la nostra coppia non riesce ad ottenere la gravidanza.